È la seconda volta che vengo in questa chiesa per un femminicidio, peraltro. Prima Iole Tassitani e oggi Vanessa Ballan. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non quello che bisogna, da un lato, inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni e non restarci a vita in carcere è grave. E dall'altro il lavoro di comunità, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa. Non aggiungo altro. Fare rete contro la violenza è sì la priorità, ma anche il sistema delle pene e della loro applicazione va rafforzato. Smuove un duplice fronte Luca Zaia, che nel giorno dell'addio a Vanessa Ballan ricorda Iole Tassitani, la 42enne castellana uccisa 16 anni fa da Michele Fusaro, il killer che nei mesi scorsi è uscito per la prima volta dal carcere per un permesso premio. Oggi come ieri il dolore è forte, lo dice anche Maria Gomierato, sindaca all'epoca. Io dico sempre, l'ho sempre detto, il momento più difficile, il dolore più grande dei miei 10 anni da sindaco, perché è stata una ferita per tutta la comunità, per tutta la città, perché eravamo tutti increduli, attoniti. E ritrovarci qua dopo 16 anni a piangere un'altra giovane donna, una giovane mamma, è veramente quello che non avrei mai voluto riprovare. A Castelfranco il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, proprio sul fronte della lotta alla violenza di genere, annuncia un giro di vite. L'indignazione non basta, quello che abbiamo fatto anche di recente con il codice rosso è sicuramente utile, se ci sarà bisogno di fare ancora qualcosa noi ci saremo. E credo che sconti di pena, sconti nelle procedure non possano più esistere. C'è poi l'altro capitolo, quello che ha portato il Ministero della Giustizia a chiedere alla Procura di Treviso di relazionare sul perché nell'ottobre scorso, in occasione della prima denuncia presentata da Vanessa, non sia stata richiesta l'adozione di una misura cautelare nei confronti di Bujar Fandai, che da stalker è diventato assassino. Attendiamo anche ad esempio di sapere, ripeto qui da Treviso, che cosa è accaduto e se è accaduto qualche cosa. Dopodiché ci muoveremo, noi come giustizia, ma credo lo dobbiamo fare come comunità, tutti assieme. Io ho ascoltato, come avete ascoltato tutti, le parole del procuratore. Sarà lui a eventualmente dirci se c'è stata qualche sottovalutazione o meno.